Dal porto di Pozzallo in Sicilia, dove attende lo sbarco dei migranti, per fortuna tutti sani e salvi, dalla nave Mare Ionio, il veneziano Beppe Caccia, coordinatore di Mediterranea Serviniumas, dice: Siamo a Pozzallo sul molo del porto che è stato assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco delle 58 persone soccorse ieri pomeriggio in acque internazionali dalla nave Mare Ionio di Mediterranea Saving Humans. Mentre stavamo procedendo al soccorso, come sapete, c'è stato il violento intervento delle milizie della cosiddetta Guardia Costiera libica che hanno sparato contro i nostri soccorritori. A bordo anche il trevigiano di Moriano Veneto, Danny Castiglione, capo missione. Si tratta di un episodio di una gravità senza precedenti, sono stati numerosi i casi di interferenza, di manovre pericolose da parte delle motovedette libiche che hanno messo in questi anni numerose volte a rischio la vita dei naufraghi, ma non c'era mai stato un episodio appunto di attacco diretto con armi da fuoco. Immagini forti quelli di ieri pomeriggio. Caccia si schiera contro le scelte del governo italiano e anche dell'Europa. C'è una responsabilità politica precisa da parte del governo italiano, le motovedette di Tripoli, i miliziani che sono a bordo sono finanziate e sostenute dal nostro governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea e sono vere e proprie bande criminali che violano ogni giorno i diritti fondamentali delle persone in movimento, dei migranti. Sono bande criminali che violano, come si è visto ieri nel nostro caso, sistematicamente il diritto internazionale marittimo e umanitario. Il sostegno dell'Italia, il sostegno dell'Unione Europea a queste milizie di criminali deve finire. Quello che chiediamo: si interrompa ogni rapporto